Ma te sei fatendi? Oh! Ma stiamo scherzando davvero? Ma che una roba! Oh! No, questa cosa proprio non si può vedere, non si può guardare. Allora, chiariamoci a chi piace e a chi non piace. Io non giudico nessuno, a parte in questa situazione che mi ha fatto girare i coglioni. Non fatemi dire parolacce, se non mi prende proprio. Questa è una lettera per coloro che hanno fatto questo abominio. Sì, a voi! A voi! A voi! Lo dico subito. Su caso Marzo. Non è un semplice formaggio. È un'icona dell'agropastorizia sarda. E ne ho parlato in un video precedente, giustamente, perché è giusto che se ne parla, e hanno detto che è illegale. Però hanno detto attraverso degli studi medici che questa cosa allora ha fatto, e si stanno studiando dei metodi per commercializzarlo, per farlo legale a tutti gli effetti, con un iter severo. Ora qualcuno, a voi, popolo svedese, lo mettete nei cibi più disgustosi nel museo mondiale? State scherzando? Voi, che avete delle robe, che al solo sentirne l'odore mi viene lo squaraus, da quanto fanno puzza e schifo, e voi mi mettete un formaggio che da millenni esiste nel museo delle cose più disgustose del pianeta. No, io non l'accetto. Voi, sì, non dite che non lo fate, perché non è vero, lo fate anche voi, lo fate anche voi, oh nenni, lo fate anche voi. Mettete il ketchup e la maionese sulla pizza con le patatine, non dite che non è vero. Mettete il parmigiano negli spaghetti alle vongole e negli spaghetti allo scoglio. Non dite che non lo fate anche voi, Non ditelo, ah no, questo lo facciamo, che lo fate. Vi bevete il cappuccino caldo ad agosto tra una portata e l'altra a cena, accoppiata con una bella sigaretta. Vi mettete a fare voi da pulpito e fate queste cose e noi sardi zitti. Non abbiamo detto niente, non vi diciamo niente, ma vi vorremmo mandare a centrare, però non lo facciamo. Stiamo zitti per educazione. E voi mettete su caso in marzo nel museo mondiale dei cibi disgustosi. No. Suo zio questo non lo accetta. Non può accettare una cosa così, non può accettare un abominio di questo genere, quindi vi chiedo, popolo svedese, popoli che avete deciso che su caso marzo è una cosa che è disgustosa, mettetevi le mani sulla coscienza, miei cari, perché da che pulpito viene la predica? La tradizione sarda non si tocca, e voi toccandola così esibiga proprio a sagore su. Mettetevi le mani sulla coscienza, vi prego. Allontanate da voi questo diabolico proposito e lasciate che su caso marzo continui il suo percorso bello, buono, senza avere questa onta che non se lo merita. Non merita un'onta così. Abbiate pazienza. Mettetevi le mani sul cuore. Fate i bravi. Vi prego.